Siete all'ascolto di Link, l'informazione raccontata, e in questo numero vi stiamo raccontando a 360 gradi il mondo dei neomelodici. Ma chi sono i fruitori della musica neomelodica? Chi ascolta e chi compra la musica neomelodica? Lo scopriremo tra poco al Link, così come scopriremo i segreti e le ambizioni, oltre che le speranze, di un neomelodico Nino Marchi. Quando ti senti più solo, stringi il sassolino che ti ho regalato, addosso hanno scritto e non mi sta amore per non si scordare. Questo tuo viso bambino e quel tuo sorriso. Come nasce il fenomeno neomelodico e come è cambiato fino ad oggi? Io non credo che ci sia una tecnica per diventare cantante. Innanzitutto credo che si debba nascere con questa passione, poi voglio dire, farlo come mestiere penso che poi dipenda anche da quanto spirito uno mette nel fare quello che ama fare. Io per esempio sono un cantautore, non ho mai cantato pensando di arrivare un giorno, che poi quello lo decide la gente. Però l'ho fatto sempre con tanta passione e è molto importante anche il team collaborativo con il quale lavori. Questa è una grande forza. Magari forse oggi la prima cosa che viene prima di dire se sai cantare, dice se hai la possibilità di liquidità e allora puoi cantare, poi ci penseranno i macchinari a farti fare il disco. Quindi questa è una cosa molto triste, perché anche questo ha intaccato molto a danneggiare la canzone napoletana, che poi lo ricordiamo, è la canzone italiana nel mondo. La vera canzone italiana nel mondo non è la canzone italiana, è la canzone napoletana. I temi sociali sono sempre esistiti nella canzone napoletana, perché voglio dire, negli anni addietro anche Mario Merola cantava le canzoni di Giacca, Guapparia, voglio dire, parla di questo guappo che poi si innamora di questa ragazza, però forse è molto più vicina proprio ai temi sociali, si cantano sempre dei temi sociali, perché la canzone napoletana è amata dalla gente, dal popolo, proprio la gente di quartiere. La canzone napoletana non è solo il tema sociale, non è questo. E questo è sempre un messaggio che voglio mandare a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere a fare questa cosa. Non cantiamo, anche se si devono fare i temi sociali, però sappiamoli fare, perché voglio dire, la canzone napoletana non è solo quello. C'è anche chi ha bisogno dei sentimenti, forse i sentimenti aiutano ancora a vivere bene oggi. Posso dirti che oggi la musica per me è stata importante, però non ho mai badato ai soldi, voglio dire, ancora oggi voglio dire mi sento povero ma felice.